Io vedo Piero Mazzocchetti seduto in prima fila, cerco di capire perché, forse riesco a capire perché. Di mezzo c'è sempre Giuseppe Castiglia, vieni qua, ce l'hai seduto lì. Buonasera. Buonasera ancora. Perché mi hai chiesto, per favore fai sedere Piero in prima fila? No, siccome abbiamo la fortuna, il piacere peraltro di avere Piero Mazzocchetti, questa voce stupenda che si è distinta al Sanremo ma che era già una voce a livello europeo molto conosciuta, c'è da barzelletta che parla di tenori, C'è una barzelletta per tutto, caro. Sempre c'è una barzelletta, per qualsiasi cosa. Ce n'è una che siccome uno a fare questo concerto, anzi quest'opera a Catania, al Teatro Massimo, dove so che lui sarà protagonista peraltro. Lui canterà in piazza Teatro Massimo. Ecco, in apertura di stagione. Davanti al Teatro Bellini, e poi mi auguro anche prossimamente al Teatro Bellini, che è un grande teatro. Se non che a un certo punto dice dobbiamo fare questa opera, famosa opera che Giacomo Puccini, maestro, prega Dio, lei che è siciliano come noi sicuramente saprà questa cosa. Giacomo Puccini quest'opera la dedicò ad un grande politico nostro, ex ministro della difesa. Senti, che stai dicendo? Abbiamo fatto socialista. No, abbiamo fatto una trasmissione pulita, tranquilla, normale. Adesso stai uscendo fuori con Giacomo Puccini, che addirittura tantissimi anni fa ha dedicato quest'opera ad un nostro politico. Ma che dici? Siciliano. Per giunta siciliano. Chi era? Socialista. Socialista, vabbè, chi era? Salvo Andò. Ma che dici? Salvo Andò, adesso rettore della Core, Università di Enna, importante, lo salutiamo, ma che dici? Salvo Andò, per gli amici Turandò. Ma che dici Turandò? Ancora, non è quello ancora che io ascolto. No, comunque, perché Salvo Andò esiste davvero, anzi, ripeto, lo saluto. Ma che dici? Ma non è chi la cosa, la storia. Vabbè, la storia non è maestro, lei la picchiasse un po' buona, va bene, non ha importanza. Però dovevano farla quest'opera. Va bene. Dice, a cui chiamiamo in questo momento. C'è in auge questa voce meravigliosa. Chi? Piero Mazzocchetti. Perfetto, lui è. A Catania dice, scusa, ma Piero Mazzocchetti è amico così con Salvo La Rosa. Perfetto. Su una stizza Lugnizza magari. Non c'è neanche bisogno di. Ormai Tolomeo l'ospite piglia a Lugnizza con La Rosa, non so se avete notato. Sì, è vero. Se non che giustamente chiamano a Mazzocchetti, tutto pronto, orchestra che aveva provato tutto cosa, Mazzocchetti a casa che si provava la Turandò, questa aria finale che ha anche cantato poc'anzi, il Nessun Dorma, no? Una cosa bellissima che finisce con questo vincerò. Se non che, un giorno che c'era l'opera, arriva sta telefonata da Mazzocchetti, dice purtroppo non posso calare, non posso venire a fare la Turandò, perché ho la cresima di mia nipote, ci devo cantare lì in chiesa, non posso venire. Vabbè, Mazzocchetti alla famiglia è legato, è stato tanti anni fuori all'estero, non ho capito. C'era un'opportunità, purtroppo non posso venire. Ora avevano chiamato il maestro Muti. Conosce il maestro Muti? Che si chiama così, che non è il vero cognome. Perché quando arriva io, Muti, io non parlo più noto, capisci? È una cosa che è un maestro che si fa rispettare, no? Arrivava sto maestro Muti, dice, ma ora come facciamo? Dice che Mazzocchetti non c'è. Dice, guarda, abbiamo un tenore nostro, del nostro teatro, c'è un Caruso, bravo, c'è una bella voce, si chiama Saro Falsaperla. Giusto. Di Catania. Vabbè. C'è un tenore molto bravo. Dice, se vuole ci potremmo fare cantare Ido. Dice, ma senza neanche una prova? Dice, maestro Muti, vabbè, c'è una prova, che insomma ce l'ha cantato tante volte, insomma, vai, la ma fare, basta, si deve fare, chiamiamo Falsaperla. Per cui Falsaperla arriva, lo vestono, ci mettono l'abito del protagonista della Turandò, a un certo punto arriva quest'aria famosa del Nessun Dorma, che è particolarmente difficile. Ci sono questa nota finale, che cos'è, Mazzocchetti, quella nota? Un sì naturale. Sì, naturale. Sei naturale? Sì. Tu sei naturale? Io sì, normale. Un sì naturale. Se non che questo era andato bene o male Bonazzo, Falsaperla, durante tutta l'opera, arriva a quest'area finale, c'è quella parte di legua notte, tramontate stelle, inghione tramontate stelle, picchi ghiacciato, no? Sì. All'alba vincerò. Sì. Che vincerò, perché se vi pigliare l'ultimo coppo, che è quello alto dove c'è il sì naturale, vincerò. Un maestro Muti voleva morire, perché non è che non ce ne sciò, proprio se ci ha bloccato un do cannarozzo il sì naturale, ci arrestavo qua. Il maestro ci vuole a canale sono cure di seggi, perché il teatro di Catania è un teatro che ha una tradizione. Ci vuole a casa, ne ammazzano. E invece nel silenzio totale, dal loggione, dalla piccionaia, dove ci sono i veri esperti di musica lirica, si sente un bis. Era Micchiaredo, 72 anni, si affacciava.
bis. Il maestro muto dice, ma come? C'è bis? C'è un cane del genere, c'è per giunta bis? Dice, ma com'è possibile? Andando bis, nauso, bis, bis, bis. Tutti un coro di bis, il maestro muto fu costretto a rifare un bis. E allora cominciarono un'altra volta. Di legua notte tramontate stelle all'alba vincerò, vincerò, muto taleava così, vincerò. S'affogavo magari. Sì, ho sentito. Il maestro muto gioco dice, che siamo? Picchiava a bacchettare un più, ma noi a casa. E invece sempre dall'oggi, bis, tutto pubblico, bis. Il maestro muto non ne può più. Facciamoci una voce bis e cominciamo un'altra volta. Di legua notte tramontate stelle all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Giusto una di prima. E il pubblico bis, il maestro muto non ne può più. Ha chiamato sul timpano che è vero. Ma insomma, ma una detto che a Catania c'era un pubblico di esperti. C'è questo cane che canta in questa maniera e volete un altro bis. Se parte due bicchieretti prima di tutti. Maestro muti, forse non abbiamo capito. Fino a quando non la canta buona, perché non ne niemo. Era normale, no? Certo, la volevano perfetta l'esecuzione. Grazie Giuseppe. Grazie a voi.